Music. News. Sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Poi la palla in area, Danna davanti al portiere, Danna spara da sul portiere, poi Moleri, la conclusione out. Danna, una occasione d'oro per Segato che gira subito su Danna, libero sulla sinistra, punta bianco Danna, entra in area, cerca il fondo, la palla dietro, non c'è nessun processo, c'è Moleri, la ribattuta di Carrara, ma ancora Lecco, Pedrocchi, limite dell'area, la palla dietro, Segato, la conclusione alta sopra la traversa. Finestra laterale lunga su Capogna che si allarga sulla destra, subisce un doppio contrasto, poi riesce comunque ad arrivare sul pallone, la palla Danna in area, c'è il fallo ai danni di Danna che viene invece ammonito per simulazione. Danna spostato, Danna si stava avventando sul pallone, è stato spostato nettamente, viene invece sanzionato col giallo per simulazione. 0-0 il punteggio. Segato, l'angolo dalla sinistra, la palla quasi in porta sul secondo palo che sfila sul fondo. Segato, il cross che stava per trasformarsi in rete, palla recuperata da Corna con la punta del piede, palla per lo stesso Lisai sulla destra, la palla dentro, Danna di testa, non riesce a deviare in porta. Lecco che almeno alla terza chiara occasione da rete e ancora non riesce a sbloccare il risultato. Recupera palla intanto il Lecco con Lisai che va per vie orizzontali, fermato da Papavaigo, giallo, rosso per Papavaigo, rosso diretto per Papavaigo. Magonara, Pedrocchi lascia Segato, la conclusione e la palla di un soffio sopra la traversa. Intelligente velo di Pedrocchi per Segato che fa partire una conclusione a spiovere sopra la traversa di un non nulla. Attaccare come sta facendo in questo momento, il cross in area, Capogna, la deviazione e la paratissima di Rainero, miracolo di Rainero sulla conclusione di testa di Capogna che preferisce andare passin passino con Carboni. Il bel lancio per Capogna che mette giù Danna, la parata di Rainero con i piedi. Danna non ha mirato l'angolo, ha tirato dritto per dritto, Rainero è riuscito a intervenire con i piedi. 18-38, 0-0 punteggio, Caratese in 10 dal 41esimo del primo tempo. Lecco che ha avuto numerose occasioni da rete ma ancora non l'ha sbloccata. Silvestro adesso aggancia un pallone difficile alla perfezione, il cross, Capogna, la girata centrale facile per Rainero. Si passerà al 4-4-2, credo Lisai a uscire l'angolo, intanto l'uscita di Rainero, palla fuori, Silvestro, la conclusione ancora Rainero, la palla rimane lì, c'è Danna, Rainero in difficoltà, Malgrati la conclusione fuori, c'è Carboni, non stacca perché i giocatori della Caratese sono più avanti ma guadagna comunque la sfera. Capogna adesso può buttare verticale l'area, Lella entra dalla destra, la conclusione Rainero ancora in angolo. Bella combinazione Capogna-Lella, Lella la staffilata sul palo alla sinistra di Rainero che mette in angolo. Angolo dalla destra, Segato attende la salita dei suoi, poi va alla battuta al centro, la palla, la parata e la rete del Lecco, 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 Carboni, ancora lui, Carboni, finalmente sblocca la partita Carboni dopo anche un fallo di mano della Caratese, ci pensa però Carboni a togliere ogni dubbio. Rete blu celeste,
Rete di Carboni che sblocca la partita. Al 35esimo il Lecco avanti. Rete strameritata dei blucelesti. Music, news, sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.